Ci troviamo nel Museo della Montagna Sarda ad Arezzo e siamo qui per presentare la mostra dell'associazione Impronte di Storia Historical Traces. Qua vedete un banco con esposte tutta una serie di strumenti e oggetti in bronzo riferibili alla fine dell'età del bronzo, inizi dell'età del ferro della Sardegna nuragica. Il pannello verticale mostra una serie di cosiddette faretrine, le cosiddette hanno proprio la forma dalle cosiddette faretrine votive, che faretre non sono una serie di foderi che portano all'interno o degli spilloni cosiddetti oppure addirittura dei pugnali. I pugnali sono distinti tra quelli a forma di foglia o di goccia e quelli più noti ad elsa gammata, così chiamati proprio per via della presenza di questa particolare guardia o protezione per la mano detta elso o elsa. Presentiamo ora le spade. Le spade sono del tipo ad antenne o antennifere, quindi portatrici di antenne, come questa che è di produzione est europea anticamente ed è realizzata sempre dalla nostra officina, dalla nostra associazione. Esemplari di queste spade ad antenne possono avere diverse dimensioni. Addirittura alcuni esemplari hanno i rivetti per tenere la lama che sono posticci, quindi non reggono in realtà nulla, o alcuni modelli addirittura non hanno più le antenne e hanno un semplice pomolo per evitare che la spada sfugga dalla mano. Altri esempi di spade più propriamente nuragiche sono le cosiddette spade votive. Queste spade, che arrivano ad avere una lunghezza addirittura di 1,40 m, sono ben conosciute e ben documentate a livello archeologico e probabilmente si tratta delle armi visibili nei bronzetti nuragici a figura umana, spesso tenute con la mano sinistra e con la mano destra che saluta, oppure addirittura, come presunto da noi e pubblicato in un libro del 2016, infisse negli scudi che lo stesso bronzetto tiene con la mano sinistra. Va da sé che queste armi non sono affilate, poiché tenendole in mano comunque sarebbe assai facile tagliarsi. Sono invece degli oggetti puramente votivi, e da qui il nome di spada votiva, perché proprio pensati per non ledere, per non essere pericolosi. Già la loro struttura è asimmetrica, quindi le due nervature, le due costolature che dovrebbero essere perfettamente centrate sono tra loro disallineate proprio per fare in modo che l'oggetto, se usato malauguratamente in battaglia, si pieghi in maniera quasi sicura. Sono poi delle armi con pochissimo stagno, da quanto definito tramite le analisi di archeometallurgia, e quindi sono più prone a rovinarsi e a spezzarsi, tant'è che venivano appositamente spezzate o comunque offerte in grandi quantità nei templi delle acque. Questa è una replica seguendo esattamente le percentuali presenti e osservabili nei manufatti originali, secondo quanto documentato dalle analisi, e hanno effettivamente un colore più tendente a quello del rame che non a quello del bronzo lucido, che è quasi dorato. Altri esemplari di spade nuragiche sono i cosiddetti spadini, che si osservano ad esempio nel gruppo faretra, quindi sulla schiena di diversi arcieri. Sono presunti sulla base anche di alcuni rinvenimenti, come una tomba presso il comune di Senorbi, in cui venne rinvenuto anche un bronzetto nuragico, per avere una dimensione abbastanza ridotta, quindi tra i 60 e gli 80 cm, grosso modo, che ritorna anche come misura per poter effettuare l'estrazione da dietro la schiena. Ovviamente una spada più lunga di queste dimensioni, come una spada votiva, sarebbe quasi impossibile da estrarre se posta sulla schiena. Per quanto riguarda altri esempi di spade nuragiche, questo è un tipo di spada quasi con forma a foglia ed è conosciuta ad esempio per un esemplare esposto nel Museo Archeologico di Nuoro, ed è una cosiddetta spada a impugnatura fenestrata, poiché qui nell'impugnatura è presente un foro che veniva utilizzato probabilmente per inserire i rivetti. Questo tipo di spada è visibile ad esempio in alcuni bronzetti nuragici insieme alle spade pistilliformi, proprio per la presenza di questo peculiare codolo
fondamentalmente la parte terminale del manico, che sembra aprirsi con questa forma a coda di rondine o a coda di pesce, che si osserva precisamente in alcuni bronzetti come i bronzetti del gruppo di Utah. Questo è sempre un altro esempio della stessa spada, però con la parte ovviamente calva del manico resa visibile tramite questa impugnatura forata. Qui probabilmente venivano inseriti dei grossi rivetti atti anche probabilmente a bilanciare nel modo corretto la spada.